A George Floyd, omelia del reverendo Al Sharpton, il messaggio in remoto di Biden, è giunta l'ora di una giustizia razziale. E poi il titolo, Colau a picco, Conte studia un nuovo piano. Quindi verrebbe da dire già tutto da rifare, un centinaio di proposte che pare non piacciono davvero a nessuno. Io chiederò al mio ospite, che è collegato in diretta da Padova, arriva dalla facoltà di economia, docente di organizzazione aziendale dell'Università di Padova, Paolo Gubitta. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno Alice, buongiorno a tutti e a tutti gli spettatori e le spettatrici e grazie per avermi invitato. Allora io ringrazio lei, magari riuscirà per la parte che le compete a farci capire qualcosa di più di quello di cui si sta parlando in queste ore. Intanto le chiedo, ha letto questo, come l'ho definito all'inizio, già leggendario, dopo solo un giorno se ne parla da più parti e non in termini entusiastici? L'ho studiato per prepararmi per questa mattinata. Al di là della battuta, è chiaro, l'ho letto, l'ho analizzato e mi sono fatto un'idea un po' meno ingenerosa rispetto a alle valutazioni che lei ha citato in apertura della trasmissione. Quindi possiamo dare una lettura diversa. Allora partiamo dal capitolo dedicato alle imprese e il lavoro, imprese definite come il motore dell'Italia. Ci sono una serie di proposte che vanno dal prolungamento dei contratti in scadenza a delle voluntary disclosure, non è la prima volta che se ne parla, vari tentativi per far emergere il lavoro nero. Ci spieghi un po' quali sono gli aspetti che secondo lei possono essere promossi. Dai, partiamo dalla promozione. Sì, no, però mi faccia dire due cose, certo, in apertura sul quadro generale. Come dicevo, i giudizi che lei ha sintetizzato come sintesi di quello che hanno detto ieri sul piano Colau a me sembrano un po' ingenerosi. Perché? Vero è che 102 proposte sono tante, però politicamente parlando è il modo corretto che avrei seguito anch'io per soddisfare le diverse sensibilità all'interno del governo. Quindi strategicamente, mi fosse chiamato Colau, avrei fatto esattamente la stessa cosa. A pagina 10 del documento però Colau e la squadra che ha lavorato con lui dice testualmente che il documento non contiene interventi strutturali e non si propone di fare ampie riforme. Gli verrebbe da dire l'ennesima ampia riforma che è la premessa per non far nulla. Quindi da questo punto di vista io lo considero un piano con i piedi per terra, che contiene esattamente tutto quello che già sapevamo e tutto quello che ci aspettavamo. Quindi da certi punti di vista è un déjà vu, ma secondo me questo è una garanzia. Perché da Colau immagino che il Presidente del Consiglio e la squadra di governo si aspettassero delle indicazioni coerenti con le esigenze del Paese. E allora, citando le 5 fragilità, i 3 obiettivi, i 3 assi di rafforzamento, le 6 aree di azione e i 3 passaggi chiave, sono tutte cose che si potevano scrivere, non dico in qualsiasi momento, ma che fanno parte della nostra esperienza. E allora, professore, mi viene da dire, serviva un team di esperti al lavoro per scrivere quello che tutti ci aspettavamo? Ovviamente la risposta è sì. Perché? Perché questo team di lavoro intanto ha escluso quello che non è praticabile nel breve termine. E già questa è un'operazione adeguata. La seconda ragione è che alla base di ogni slide, 200 slide se non ricordo male, o poco più di 100 insomma, quelle che sono,
che sintetizza il testo, c'è l'indicazione delle fonti, delle risorse da utilizzare per realizzare le iniziative. Quindi ha fatto un'operazione di chiamata alle armi per il sistema privato e per la società civile. Perché laddove ad esempio si indica che le risorse per realizzare le iniziative sono le risorse dei privati, è come dire: italiani, prende chi lo può fare, prenda in mano il coraggio e la progettualità e lo metta a disposizione del sistema. Ecco, ciò detto, quindi nell'ambito di una valutazione genericamente, nel senso globalmente positiva, secondo me che cos'è che non ha fatto il team? Non ha indicato delle iniziative immediate, certe, quindi senza fronzoli di distinguo, che possano dare all'economia una scossa positiva questa volta per ripartire. Ne indico 4. Pagamenti immediati nel business to business. Quindi in un passaggio, in una delle proposte dell'area imprese e lavoro, c'è questa sorta di chiamata alle armi chiedendo al sistema delle imprese di accelerare i pagamenti tra imprese lungo le filiere, sostanzialmente. Bene, se questo fosse non un'indicazione di massima, ma se volete gerarchicamente un ordine, nel senso di dire si deve fare così, pro tempore i pagamenti vanno fatti entro 15 giorni, questo potrebbe accelerare la ripresa. Uno potrebbe dirsi o chiedersi: ma perché non viene richiesto alla pubblica amministrazione questa operazione? E la risposta, secondo me, viene chiesto da anni, non viene fatto ancora adesso. Figuriamoci se possiamo contare su questa autoriforma della PA per accelerare il cambiamento. Quindi questa è la prima cosa che farei. La seconda cosa è mettere immediatamente, senza ritardi e senza fronzoli, i soldi della cassa integrazione nelle tasche degli italiani e delle italiane che ne hanno diritto, senza un giorno di ritardo, quindi come se lo stipendio fosse pagato dal datore di lavoro. E questo è un tema, le chiedo perché in questo studio da più parti è stato detto che la cassa integrazione è stato lo strumento sbagliato nel momento sbagliato, perché i tempi di erogazione si doveva già sapere che sarebbero stati lunghi e quindi non in linea con queste esigenze di rapidità che abbiamo. Giusto, Alice, però in un momento di emergenza, lo abbiamo fatto anche all'università, le regole si cambiano per un nobile motivo, che è salvare la popolazione, in questo caso dal disastro economico. Lo facciamo con le epidemie, lo facciamo con i disastri naturali, non si capisce perché non si possa fare per le imprese e per il lavoro. Si cambiano le regole d'emblée. In alcuni contesti è stato fatto, non si capisce perché per la cassa integrazione, che vuol dire lo stipendio delle famiglie, non si possa fare. Terza cosa che secondo me dovevano fare o potevano fare, perché è inserita nel filone legato a scuola e istruzione, è dire fin d'ora, non annunciare come ipotesi, che tutti i giovani e le giovani italiani che si stanno iscrivendo alle superiori o che stanno completando la maturità, dall'anno prossimo avranno un voucher totally inclusive, quindi all inclusive anzi, quindi capace di sostenere le spese per l'istruzione e la formazione senza pesare sulle famiglie. Queste cose in nuce,
si leggono tra le proposte della parte relativa al lavoro, scusate, alla scuola, all'istruzione, però fossi stato io a poter decidere. Ma il fatto di non essere incluso nel team è autoesplicativo che non ci sono insomma, che non ne ho le competenze, ma se avessi potuto decidere avrei dichiarato oggi che questa sicurezza c'è. Quarta cosa che non è stata fatta e che secondo me dovrebbe essere fatta è un patto esplicito, dichiarato, temporaneo con il sistema del volontariato. Io vado anche bene perché sono seduto sopra un tesoro e il tesoro è Padova, capitale europea del volontariato. Invece di immaginare una riforma del sistema del welfare che ha tempi, diciamo, non immediati, avrei fatto un accordo con un finanziamento dedicato con il sistema del volontariato che c'è e che ci garantirebbe welfare. Provi a farci capire cosa questo accordo, come potrebbe strutturarsi, cosa potrebbe essere a livello pratico, concreto. A livello pratico vuol dire che il sistema dei centri provinciali per il volontariato, i cosiddetti CSV, potrebbero farsi carico con adeguate linee di finanziamento, ovviamente, non solo contando sulla generosità delle persone, si intende, per farsi carico di alcune azioni di supporto, di welfare di prossimità, che possono essere legati al sostegno alle persone fragili, alle famiglie che magari hanno qualche figlio o figlia di cui non sanno come impiegare il tempo nei prossimi mesi. Ecco, tutte queste cose, affidarle a una regia distribuita nel territorio che è nata per essere vicina alle persone e alla cittadinanza. Ecco, io penso che questo, non potendo cambiare rapidamente il sistema del welfare, possa essere una soluzione adeguata. Chiudo e poi mi taccio, nel senso che è lei poi che conduce, e chiudo dicendo che in una situazione di emergenza la teoria organizzativa suggerisce bisogna essere rapidi, è un'ovvietà, ma bisogna privilegiare l'efficacia all'efficienza, cioè dobbiamo sforzarci di soddisfare il bisogno urgente delle persone o delle imprese senza badare a spese. Mi sono segnata la differenza tra efficacia e efficienza che poi vado a controllare. Professore, una cosa le chiedo. Leggevo che qualche tempo fa lei aveva fatto un appello. Non so se si possa far rientrare nell'alveo della solidarietà, ma lei ha detto: noi garantiti dallo Stato tagliamoci lo stipendio. Ha detto chi può paghi, quindi una sorta di prelievo volontario sullo stipendio dei dipendenti pubblici. Così? Sì, e la domanda sarà, Alice, cosa ne è stato di quell'iniziativa? Esatto. E la risposta è il nulla, un fallimento totale, nel senso che non sono stato capace di generare quel senso di appartenenza, se vogliamo, al popolo italiano e riconoscere il privilegio che alcune professioni hanno, la mia, lo stipendio assicurato, il lavoro assicurato, per renderlo disponibile temporaneamente. Allora, io ho lanciato l'iniziativa, non ho avuto la forza di concretizzarla, ma grazie a Padova, capitale europea del volontariato, il mio contributo come cittadino l'ho dato. Il problema è che io non volevo fare l'iniziativa del pinco pallino che sono io, ma avrei voluto che una grande parte della popolazione che appartiene a un certo segmento potesse fare questa cosa.
Non ci sono riuscito, peccato. Dopo ci torniamo. Eccoci, siamo di nuovo in diretta su Telenuovo, canale 11 del digitale terrestre. Ve lo ricordo ancora una volta, diretta streaming TG Verona, TG Padova e sulla pagina Facebook di Telenuovo. Siamo partiti parlando del piano Colao, parleremo anche di maltempo e di rimborsi. Adesso torniamo, come vi anticipavo prima della pubblicità, ad un aspetto che è sempre legato a tutto quello che si deve fare, non si riesce a fare in Italia. Professor Gubitta, la burocrazia è in un momento soprattutto come questo emergenziale, in cui le cose devono essere fatte in fretta. Un apparato come quello italiano, pesante, diciamo sicuramente non efficiente, può permettere di fare qualcosa, oppure sempre in una, mi viene da dire, in una stasi? Ecco, il modello Ponte Morandi quanto è lontano? E sgombriamo il campo da una ovvietà di cui è pieno il mondo, ovvietà sbagliata. La burocrazia è una cosa nobile, democratica e giusta. Se ci sentiamo vittime della burocrazia è perché chi la organizza o chi la dirige non è al posto giusto o ha fatto degli errori. Quindi, sgombrando il campo da questo modo di immaginare la pubblica amministrazione come la palla al piede del nostro paese, tra parentesi, proviamo a fare a meno della burocrazia e vediamo come sarebbe la vita. Quindi, ciò detto, la burocrazia può essere, come auspicano Colao e le altre persone del team, leggo, alleata di cittadini e imprese, aggiungerei di cittadini e anche di cittadine, per citare il linguaggio di genere, no, per citare il linguaggio di genere e la parità di genere che è ampiamente evocata nel documento, ma che nel linguaggio è latitante. Quindi, ciò detto, durante l'epidemia da Covid, tutta la pubblica amministrazione, globalmente considerata, al netto di qualche eccezione, ha dato una grande prova di capacità di rinnovarsi in tempi rapidissimi. Venite a vedere cosa è successo all'università, andate a vedere cosa è successo in certe scuole o in certi comuni piuttosto che in certe amministrazioni locali. Quindi tutte le maestranze della pubblica amministrazione, di fronte a un bisogno evidente e a figure di leader che hanno riconosciuto l'urgenza e hanno adattato i processi, tutte queste persone hanno lavorato in maniera eccellente. Allora la domanda da porsi è come fare in modo che questa capacità di risolvere problemi che tutti i dipendenti e le dipendenti del sistema pubblico hanno saputo fare in questi giorni, come diventi normalità. Allora, per fare questo, certo, hanno ragione i colleghi Colao e il team, perché tutte le iniziative dalla 58 alla 74 che riguardano la pubblica amministrazione, tutte rispondono al bisogno di cambiare, di migliorare il sistema. Nessuna si pone l'obiettivo di chiedere alle maestranze di coinvolgere dal basso le persone che hanno realizzato il cambiamento in queste settimane, coinvolgerle nel processo di cambiamento, invece di disegnare dall'alto regole o business process reengineering, quindi riprogettazione dei processi costruita da persone che non vivono dentro le organizzazioni, si vada a chiedere alle persone che prendono 1.500 euro al mese o 2.000 euro al mese, a queste persone si vada a chiedere cosa hanno fatto e come hanno lavorato. Ecco. E allora i team o le task force facciamole anche con quelle persone
creiamo dei cantieri di miglioramento e socializziamo, diciamo, facciamo rendere diffuse, imitate le buone pratiche. Ultima battuta. Quindi questo è, secondo me, il modo attraverso il quale la pubblica amministrazione, d'emblée, con un'ottica plug and play, quindi attacchi la spina e funziona, può generare il cambiamento domani senza buttare al macero i 100 giorni, esattamente 100 giorni, dal 24 febbraio, primo giorno post decreto legge numero 6 che ha introdotto le misure per il controllo della pandemia, fino al 2 giugno, non solo giorno della festa della Repubblica, ma anche ultimo giorno prima della riapertura dell'Italia. In questi 100 giorni sono stati fatti dei cambiamenti nella PA che meritano di diventare prassi. Lo si vada a chiedere a chi ha fatto il cambiamento. Certo, professore, mi permetto di dire che abbiamo fatto qui la settimana scorsa o 2 settimane fa addirittura una puntata dedicata alla scuola e proprio questo si diceva. Invece di convocare dei massimi esperti per decidere come riaprire la scuola, chiedetelo agli insegnanti, chiedetelo ai dirigenti scolastici che hanno lavorato in tutto questo periodo, che sicuramente insomma ne sanno qualcosa di più di esperti che magari hanno poca attinenza con la realtà, ecco. Sì, giusto, con una precisazione. Colao e il team sono persone eccellenti, vanno impiegate verosimilmente non per dipingere il quadro, ma per creare la cornice. È quello che intendevo dire all'inizio quando individuavo dalla mia prospettiva 3, 4, 5 elementi dirompenti che creano la cornice e poi, mi passi la battuta, avanti popolo. Quindi coinvolgiamo il popolo, coinvolgiamo le persone. Però mi lasci ancora 30 secondi per completare il ragionamento, perché uno dice, ma questo immaginiamo che si possa fare. C'è un altro elemento però da considerare. Avrà sicuramente approfondito meglio di me il caso Zeno D'Agostino nei giorni scorsi, no? Autorità portuale dell'Alto Adriatico o Alto Adriatico orientale che per un vizio formale che doveva essere noto a tutti, le persone che lavorano nella pubblica amministrazione, autorità anticorruzione inclusa, e ciò nonostante 3 anni dopo la sua nomina viene riconosciuta l'illegittimità della sua nomina, tanto da rischiare che tutti gli atti prodotti in questo periodo possano essere dichiarati nulli. A lei sembra normale? Non discuto le norme anticorruzione, nel senso che se non è possibile che il Pinco Pallino X, se ha l'incarico A, non possa assumere anche l'incarico B, questo lo assumiamo per una cosa giusta, democratica e che ci meritiamo. Quello che non ci meritiamo è che ce ne accorgiamo 3 anni dopo. Ecco, allora è questo il lato della burocrazia che non possiamo più accettare, che non ci meritiamo e che ci porta a fondo. Non le persone che lavorano nella PA, certo, da me e tutte le altre. Anche se non hanno accettato di fare il prelievo volontario sullo stipendio, professore. Ma quelli che prendono 1.200 euro hanno ragione e li sostengo. E difatti la mia proposta era volontaria e temporanea, e dove la volontarietà sta nel fatto di dire io ho a sufficienza i soldi per vivere in maniera dignitosa anche durante la pandemia. Se quello che potrei accumulare in questi mesi lo do alle persone che non hanno i soldi per arrivare a fine mese, non stiamo rubando nulla a nessuno, certo. Stiamo facendo politiche redistributive
plug and play, da risparmio a consumi. Certo. Io immaginavo che fosse una proposta accettata da tutti, invece ho clamorosamente fallito. Beh, può succedere. Professore, in attesa di parlare con il sindaco Sbuarina, che la regia adesso chiamerà, volevo chiederle l'ultima cosa. Siamo sull'Agenzia Italia di Cottarelli, che dice il vero difetto del piano Colau è l'ennesimo condono fiscale. Ecco, non so se questo rientri insieme al cliché della burocrazia brutta dell'Italia che condona in qualsiasi stagione, credo, della Repubblica Italiana, a parte forse Tangentopoli. Si sono fatti condoni di vario genere, fiscali e immobiliari. Tangentopoli probabilmente si era fatto a sufficienza e hanno pensato che un condono fosse troppo, però la parola condono torna fuori costantemente e non piace tanto. Lei condivide le parole di Cottarelli oppure no? Ideologicamente sì. Nei miei appunti mi ero scritto lo sconto per chi emerge dall'economia sommersa e da chi fa rientrare capitali. Il mio appunto dice è una battaglia persa, perché è l'ennesima volta che lo si fa. Ma io non sono Cottarelli. Lui è un economista molto bravo, io sono una persona che si occupa di imprese e di organizzazione. Secondo me questa azione è impropria perché non me la aspetto da una cabina di regia, da una task force. Non mi aspetto questo, perché questa è microprogettazione che appartiene quanto sconto fiscale ai furbi e alle furbe. Secondo me non dovrebbe fare una task force. La task force dovrebbe dire perché queste persone dovrebbero trovare conveniente, utile e saggio investire o tornare o far ritornare i capitali nel nostro paese. Gli sconti è un problema micro. Da gente operativa. Brava. Grazie professore, resti ovviamente collegato, che tornerò da lei tra un po'. Adesso grazie al sindaco di Verona Federico Sbuarina. Sindaco, buona giornata e buon lavoro, grazie per essere stato con noi questa mattina. Grazie, arrivederci. Io tornerei un attimo da Gubita a Padova. Parlava anche il sindaco di queste tempistiche che necessariamente devono essere più rapide. In un modo o nell'altro si torna sempre a parlare di burocrazia, di burocrazia o di lungaggini. Non voglio offendere l'apparato amministrativo. In questo caso come si fa ad arrivare ad una semplificazione in tempi rapidi? Tra l'altro, come si diceva, non sono più eventi straordinari, perché negli ultimi 10 anni purtroppo ne abbiamo avuto uno dietro l'altro, quindi lo stato di crisi è praticamente una situazione perenne, bisogna muoversi. Sì, è evidente che non è una domanda semplice. Provo a rispondere con un paio di slogan, ben però radicati nella realtà. Qui c'è bisogno di leader forti e coraggiosi. Se la semplificazione serve, deve essere una semplificazione che qualcuno ha il coraggio di fare. E allora, in Veneto noi abbiamo avuto la prova in questi mesi che in diversi contesti, dalla sanità alla scuola, all'università, al lavoro, ci sono state persone coraggiose che ci hanno messo la faccia. E allora, rispetto ai rimborsi, si faccia una proposta adeguata, coraggiosa per generare il cambiamento e si prenda spunto da chi l'ha fatto. Torno al tema di prima, perché altrimenti, se aspettiamo i tempi dell'iter tradizionale, consolidato, non ne usciamo più e sarebbe l'ennesima volta in cui ci troveremo a dire se avessimo fatto. Certo. E allora facciamolo. Allora, mi veniva da dire che se aspettassimo i tempi ci verrebbero le branchie e purtroppo non credo di essere distantissima dalla realtà.
Eccoci di nuovo in diretta su Telenuovo, in diretta sul canale 11 del Digitale Terrestre, in diretta streaming TG Verona, TG Padova e diretta Facebook sulla pagina di Telenuovo. Professor Gubita, mentre Chiavelli dello CGIL parlava di pensioni, lei prendeva appunti. Volevo sapere che cosa stava scrivendo prima di salutarla. Sì, grazie per la domanda. Stavo scrivendo appunti perché Chiavelli, che si occupa di una fetta di popolazione importante, diceva cose corrette. Però adesso io le dico alcune cose che mi porteranno, immagino, ad inimicarmi metà di chi ci ascolta o la totalità. Ma siccome non ho il problema del consenso, almeno per ora, me lo posso permettere. Ora vado al dunque. La criticità non è chi va in pensione e chi non va in pensione. Nel 2030 le stime ci dicono che il 50% della popolazione italiana avrà più di 50 anni. E allora la criticità è accompagnare, decidere oggi come accompagnare da oggi ai prossimi 20-30 anni milioni di persone con dignità, con un lavoro dignitoso, con condizioni di lavoro dignitose e con stipendi dignitosi, accompagnarli alla pensione, che avverrà sempre più tardi. Altrimenti è velleitario dire contemporaneamente che dobbiamo in qualche modo accelerare il momento dell'ingresso del diritto a ricevere la pensione e contemporaneamente lamentarci per le persone sfortunate che hanno cominciato a lavorare dopo il 1996 che non avranno la pensione. Perché le due cose non sono tra loro compatibili. La coperta è corta. Abbiamo avuto generazioni in passato prive di etica che hanno scaricato sulle generazioni future, la mia compresa, i loro errori. E allora adesso abbiamo bisogno di leader forti, coraggiosi e capaci di guardare al futuro e capaci di dire le cose come stanno, che la coperta è corta e che non ci sono soldi per tutti. E allora accompagniamo con dignità le persone a lavorare di più e contemporaneamente facciamo piovere soldi per la formazione. Colau e il suo team, nei punti dal 78 all'80, indicano la centralità delle competenze. Si parta da qui, perché è da qui che risolveremo, e il sindacato assieme alle associazioni datoriali ne sono consapevoli e ci stiamo lavorando anche assieme, e a partire dalle competenze che salviamo le pensioni. E chi fa gli annunci del momento in cui, insomma, del crinale oltre il quale non vai in pensione e prima del quale invece ci vai, genera una corsa ad andare in pensione il prima possibile e sta facendo un grossolano errore. Non chi va in pensione, ma chi annuncia le scadenze entro le quali conviene farlo. Grazie al professor Paolo Gubita, docente di organizzazione aziendale dell'Università di Padova. Professore, non so se si è inimicato qualcuno, sicuramente insieme a Chiavelli, chi per un motivo, chi per l'altro, mi avete rovinato la giornata, comunque vi ringrazio e sicuramente ci saranno altri aspetti di questo piano Colau e di quello che verrà da approfondire, la chiameremo sicuramente ancora nei nostri studi. Intanto grazie e buon lavoro e buona giornata. Grazie a voi per l'invito. Arrivederci. Io vado